Benvenuti a Face to Face, 7 domande per 7 risposte. In questi minuti cerchiamo di scoprire anche gli altri lati dei nostri ospiti. Partiamo subito con il nostro ospite e vi dico subito che è un giornalista professionista, libero cultore di storie, di cronache e di sport. Con noi Alessandro Silverio. Ciao Alessandro, Salve. ben trovato. Grazie per l'invito. Allora, cercheremo di scoprire gli altri lati della tua figura professionale, cercando anche di capire quelle che sono un po' le tue caratteristiche. 7 domande, sei pronto? Pronto? Benissimo, la prima. Fai calcio da tanto tempo e quindi avrai conosciuto tantissimi calciatori, dirigenti, moduli di calcio, ma qual è la passione che continua ad alimentare questo gioco del calcio, che è il più bello del mondo? Ma la passione per quanto Certo. mi riguarda? Diciamo che io ho cominciato la carriera di giornalista proprio occupandomi del calcio per il giornale, e poi sono venute anche altre situazioni, sono entrato in società, insomma ho fatto di tutto per diciamo coltivare questa passione. E quindi qual è la spinta che ti dice sempre di continuare? Perché le difficoltà ci saranno state e saranno state anche tante. Sì, ci ho rimesso anche dei soldi. Immagino. Ma che cosa continuare? Perché è un mondo meraviglioso, è come una favola, è come dove tu puoi sempre scrivere questa favola e sperare che ti possa regalare tante soddisfazioni, che possa avere sempre negli episodi di vita, insomma, che condividi con questo sport, che possa avere un lieto fine. Ci sono stati momenti difficili e da lì ho trovato spesso la forza per continuare. E la determinazione per continuare. Per continuare, e devo dire che le soddisfazioni sono arrivate, anche tante amarezze, ma è come la ma vita. Ci può anche stare, questa è la vita, no? È come la vita. L'evolversi del calcio ha portato anche al cambiamento del giornalismo sportivo, ne sono pienamente convinto. Tu condividi questa cosa? Sì, condivido, non sono però molto contento di come ci si muove, perché prima c'erano i giornali, c'erano le televisioni, ci sono fortunatamente ancora le televisioni. Adesso sono subentrati i social. I social, dove una notizia viene masticata in 24 ore, forse anche meno, non si valorizza, si brucia presto. Sì, e si è troppo superficiale, mentre prima si lavorava tanto per riuscire, diciamo, a dare sempre su quella notizia tutti i particolari, tutte le Ma nel caso specifico del giornalismo sportivo, sotto questo punto di vista, l'evoluzione è stata in positivo o in negativo con l'evolversi del calcio? Allora, secondo me non è stata proprio positiva questa evoluzione, sempre legata al discorso social. Sì. Informazione nel web, ma direi che questo ha riguardato non solo lo sport, ma un po' tutta l'informazione, perché mentre prima si cercava sempre l'approfondimento di una partita, gli episodi particolari che accadevano durante i 90 minuti, adesso si va subito col risultato, si va immediatamente con le azioni. È un giornalismo di routine, diciamo. È che è più veloce probabilmente. Esatto, no? Mancano le schede, mancano le schede che prima effettivamente le opinioni. Oggi secondo me bisognerebbe ripescare questo. Sarebbe bello, condivido. Sì. Senti, l'emozione sportiva internazionale che più ami e che ogni volta tiri fuori magari dalla tua scatola dei ricordi? Ce ne sono due in particolare. La prima è il mondiale dell'82, del 1982. Quella è veramente una grande favola, perché a proposito di stampa, dopo il girone con i famosi pareggi, no, le critiche erano feroci su tutti i giornali. Sappiamo benissimo il silenzio stampa dei giocatori. Sì, poi però è venuta fuori la vittoria con l'Argentina, quindi poi c'è stato questo crescendo con il Brasile. Ricordo la passeggiata con la Polonia, io dico. Questa vera passeggiata. E poi questa finale che non potrò dimenticare, perché c'era mio nonno che aveva un male incurabile,
e però era ancora lì cosciente, A tifare seguiva, però per a l'Italia. tifare col bastone. Siamo partiti, c'erano anche degli amici miei e anche di mio padre, dei miei zii, insomma c'era tutta la casa A piena. tifare solo Italia. E eravamo in pantaloncini, siamo finiti in mutande come i pazzi. Beh, come te, tantissima altra gente. E la seconda emozione? La seconda grande emozione è la finale intercontinentale della Juventus con, mi pare, l'Argentinos Junior e quando c'era Platini Sì, che segnò il rigore il gol di vincente, se non quella sbaglio. partita non c'erano televisioni che facevano quella Era gara. anche una coppa un po' abbandonata a Non se era stesso. molto, però è sempre campione del mondo. Beh, certo. A un certo punto io ero dai miei zii e non riuscivo a dormire, chissà come finisce, chissà come... E mio zio, pur essendo milanista, vedeva la mia sofferenza e dice: sto ragazzo manco E come sei soffre. riuscito poi alla fine a seguire quella partita? E veniva, lui mi dava gli Ah, aggiornamenti. ti dava gli aggiornamenti in tempo reale? In tempo reale, cioè, dice: vieni a seguirla alla no, dico, non voglio seguire perché... E alla poi fine andò bene però, per andò fortuna. bene perché io mi ero addormentato, mi sveglio, dice: guardate che La sei Juventus ha campione vinto. del mondo. Dico, Senti, hai mai litigato con qualcuno degli addetti ai lavori, con dei dirigenti, con dei calciatori, anche per questioni di mentalità diversa? sì, a voglia, ce ne sono Mi episodi. immagino. Perché vedi, in questo mondo, quando tu fai l'informazione, magari i protagonisti vorrebbero le domande che loro si aspettano Certo. per esaltare, però in realtà Vogliono bisogna... andare sul sicuro. Esatto, bisogna però essere realisti perché ci sono delle domande che poi possono essere scomode, ma se sei bravo ne esci con eleganza, invece alcuni vanno in escandescenza, insomma. E abbandonano. Sì, oppure ti rispondono male, ce ne sono stati episodi del Immagino. genere. E in quel caso come ti comporti? Non poi? come addetto stampa, devo dire, perché sappiamo che l'addetto stampa è una figura un po' più diversa, particolare. ma come conduttore televisivo, come di programmi sportivi, perché ne ho fatti anche, Certo. anche tanti, è capitato una volta per una radiocronaca, insomma, qualcuno riferì a un calciatore, non voglio fare nomi, insomma, riferì delle cose che io avevo detto, delle critiche. E poi arrivai agli spogliatoi per fare interviste e uno di questi uscì con una sedia perché Addirittura. sì, mi voleva. Pazzesco. Beh, questa è la dimostrazione. Intervenne un grande amico, un grande giornalista nisseno che si chiama Pippo Grosso, Sì. si chiamava purtroppo perché non c'è più, e riuscì a sedare con grande personalità perché io ero quasi impaurito, dico, ma che sta ci succedendo? mancherebbe. Molto, molto brutta la situazione. Senti, sei nel mondo del giornalismo ormai da tantissimo tempo, ma cosa preferisci raccontare? Più una partita di calcio oppure, chissà, un fatto di cronaca importante? Allora, devo dire che dal punto di vista professionale per un giornalista vivere fatti di cronaca, anche se gravi, è sempre importante, no? Sempre qualcosa in più. Io ho vissuto esperienze giornalistiche nel periodo della guerra di mafia a Gela, quando ci fu quella strage di cui parlano tutti del Sì. 90. Siamo andati lì con altri colleghi a seguire le vicende, a raccontare poi... Un fatto di cronaca molto drammatico. Drammatico perché andavi in un locale e trovavi un numero di morti Sì. e si sentiva quell'odore cattivo di ferro che stava, diciamo, a segnare un po' Pazzesco. la drammaticità degli eventi. Queste cose ti segnano, Queste ti segnano, come ho visto anche incidenti stradali terrificanti che è meglio non raccontare i particolari. Sì. Ce ne fu uno, ero di ritorno da Milano dalla mia esperienza del RTL e decisi di tornare perché il giornale mi voleva assumere, ho fatto questa scelta al contrario, mentre gli altri vanno Tu al sei nord. ritornato a casa. E il primo articolo fu un incidente stradale sotto Enna, era mi pare gennaio, fine gennaio, c'era il ghiaccio, arrivai lì, 8 morti con le macchine sotto un tir che si era messo di traverso. Insomma, l'arrivo in Sicilia non fu certamente sereno e tranquillo. Sono esperienze che ti sei, mentre il giornalismo sportivo, diciamolo, è una cosa divertente. Che ti emoziona lo Che stesso. ti emoziona, sì, quello sicuramente, però poi queste esperienze ti danno
ti danno il segnale un po', ti danno anche un peso diverso, della diverso e poi quando li devi raccontare, io allora fumavo, insomma, mi sono dovuto fumare un pacco e mezzo di sigarette, adesso poi ho smesso, adesso hai smesso, da molti anni. Senti, notorietà e giornalismo vanno spesso a passeggio insieme, ma dove deve fermarsi la notorietà e dove si trasforma invece la vera parola del giornalista? Ma allora, la notorietà nel giornalismo c'è, è inutile negarlo, però bisogna sempre avere il quadro chiaro della situazione, cioè non bisogna mai andare oltre certi limiti. Io vedo che oggi ci sono stati giornalisti anche in un recente passato che sono diventate showman, showgirl, Sì. di tutto. Cioè, prima A me non facevano i piacciono giornalisti. molto queste figure così troppo Bisogna leggere. seguire una strada, se fai il giornalista, fai il giornalista e basta. La notorietà poi è importante, per esempio abbiamo, che so, io ti dico un Sandro Ciotti, no? Per Certo, tornare al nostro argomento di sportivo sport. calcistico. Sandro Ciotti ha fatto anche altro, spettacolo, cinema, ma ha saputo farlo Con equilibrio. Ecco, questo è importante fare. Se c'è quello, probabilmente i risultati sono più chiari. Sì. E le figure sono inquadrate in una maniera più omogenea. Non bisogna farsi travolgere Bene, dall'entusiasmo, dal fatto di essere riconosciuti in giro, Sì. fermati, no, perché poi si e lì i supera. social incidono. In questo momento si diventa star anche e soprattutto grazie ai social. Allora, per chiudere, quanto la vita privata può cavalcare l'onda del tuo impegno, del tuo sacrificio, del tuo lavoro? Ma la mia esperienza personale parla di una vita privata sacrificata, diciamocelo francamente. Perché soprattutto quando devi vivere una vita sentimentale, Certo. insomma cercare di farti una famiglia, però questo mestiere non te lo consento, almeno fino a qualche anno fa. Si fanno quasi delle scelte, no? Sì, si fanno delle scelte, io ho fatto anche delle scelte più professionali perché volevo raggiungere dei traguardi, altrimenti per gran parte della giornata avrei dovuto, diciamo, sacrificare tante cose e non me la sono sentita, ho deluso magari qualcuno che magari puntava al matrimonio. È una scelta tua, no? Poi alla fine è una scelta tua. Però insomma alla fine non mi pento. Grazie Alessandro, ti sei raccontato in maniera come al solito sempre molto lineare, libera, e mi fa piacere. Grazie dunque ad Alessandro Silverio, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo numero di Face to Face.